Presidente, un giudizio su questa relazione? Beh, devo dire che è un giudizio estremamente positivo che tra l'altro stronca ogni polemica strumentale perfino sull'accordo Padoan-Serracchiani, visto che dice che ha avuto tre effetti assolutamente positivi. Abbiamo abbattuto l'indebitamento, abbiamo aumentato le risorse a disposizione della Regione, abbiamo chiarito gli effetti di alcuni punti che erano ancora in sospeso con lo Stato recuperando risorse. Mi pare che questo insomma sia assolutamente tombale rispetto ad ogni speculazione. Ovviamente mi preme sottolineare che dal giudizio di parificazione emerge che la Regione ha abbattuto il debito potenziale del 56% e il debito effettivo della metà. Mi pare un risultato straordinario. Ovviamente ci sono delle criticità sulle controllate medio credito e Friulia, però è un tema che conoscevate bene. Beh, ahimè, lo abbiamo appreso quando ci siamo insediati e quindi sappiamo che sono appunto delle criticità sulle quali però stiamo lavorando fin dal primo giorno e devo dire che i risultati sono da questo punto di vista sotto gli occhi di tutti. È chiaro che abbiamo dovuto ricapitalizzare, ma è altrettanto chiaro che stiamo recuperando degli asset regionali molto importanti e siamo assolutamente convinta che nei prossimi giudizi di parificazione questo emergerà ancora di più. Devo dire che il giudizio di parificazione afferma che le due grandi riforme, quella sugli enti locali e sulla sanità, sono assolutamente positive anche per gli effetti del bilancio regionale. Quella della sanità stabilisce un principio nel giudizio di parificazione che abbiamo sempre detto, anche se alcuni non ci credevano, e cioè che c'è stabilmente l'utilizzo delle risorse, non ci sono stati tagli e che i servizi sono assolutamente efficienti, nonostante questo sì l'ottimizzazione che stiamo facendo attraverso l'attuazione della riforma. C'è una tiratina d'orecchie sulla rendicontazione dei contributi regionali. Si è tanto parlato di contributi a partiti, ma qui ovviamente parliamo di un mondo molto più vasto che riguarda associazioni, eccetera. Beh, sapete che ci stiamo muovendo perché questo mondo risulti sempre più trasparente, sempre più chiaro e direi anche sempre più rendicontato. Lo stiamo facendo prendendo così, spunto da iniziative nazionali come l'anticorruzione piuttosto che le leggi sulla trasparenza. Siamo in grado, come Regione che è sempre stata un modello, lo sarà anche su questo, di fare sicuramente di più. La giunta regionale è la prima giunta regionale, quella che presiedo, che fa il conto della gestione in qualche modo e anche un giudizio sulla prestazione e anche l'indicazione di quelle che sono le cose che vanno bene e le cose che non vanno bene del proprio programma, rilevato puntualmente dal giudizio di parificazione, per cui ci sono tutte le condizioni perché la rendicontazione, anche la rendicontazione migliore, e questo ovviamente deve essere l'obiettivo però non solo della giunta regionale, anche del Consiglio regionale.